Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, altro appuntamento della rassegna Aperilibro, questa volta con un ospite eccezionale. Sir Oliver Scardi, artista veneziano conosciuto soprattutto come cantante dei Pittura Fresca. C'è qualche aneddoto, qualche storia all'interno che particolarmente ti piace? C'è di tutto, diciamo che non ho una preferenza generale per qualcosa che mi è successo, è come la stessa cosa per le canzoni, non è che ne hai una preferita, generalmente ti suona tutto come familiare e di conseguenza è molto difficile stabilire cosa c'è di più importante di altro. Molto probabilmente uno dei concerti più importanti che ho fatto è quello in Piazza San Marco qui Pittura Fresca nel 2008, ma ce ne sono molti altri che hanno molta più importanza e sono storici ugualmente. Scardi ha presentato la propria biografia curata da Marilena Ferrara ed edita da Editoriale Programma. Era molto interessata alla storia sia mia che dei Pittura Fresca e in qualche occasione ci siamo trovati, ho raccontato la mia storia e lei ne ha fatto un libro. Scardi in realtà l'abbiamo conosciuto tramite la casa editrice perché è venuto come ospite per la presentazione di un altro nostro libro che è l'Insultario Veneto, e appunto da là è nata l'idea di scrivere la sua biografia. È stato un progetto un po' che è venuto un po' da lui, un po' anche dalla casa editrice, e poi appunto sono stata scelta io per proseguire con il progetto, e così è nata la cosa e poi mi ci sono appassionata, ecco. E all'interno del libro un lettore cosa trova di particolare? Allora, di particolare, sicuramente un sacco di risposte alle domande sul perché non ci siano più Pittura Fresca, su come siano andate le cose, su come sia stata anche la vita di Scardi sia durante il periodo Pittura Fresca sia dopo, anche rispetto anche a tutte le persone che hanno attraversato il suo percorso, che sono veramente tantissime. Per me una cosa che ho detto spesso è stata che questo progetto è stato come un indovina chi grandissimo, perché ci sono stati veramente tantissimi nomi e anche un po' dei lati oscuri forse che non sono mai venuti fuori durante, cioè nel senso magari non tutti li sapevano, ecco, non tutti li conoscono, e invece è bello saperli, perché è bello conoscerli, perché è bello vedere anche l'altro lato di un artista, secondo me. Cosa hai trovato di particolare di Scardi? Che è estremamente timido, non si direbbe, perché quando gli si dà un microfono parla a ruota libera, ve ne accorgerete, ma insomma si sa, perché poi lo fa sempre, è proprio uno showman quando si trova nel momento di doverlo fare, ma nel privato tirargli fuori le informazioni è molto difficile, perché tende a essere molto riservato e uno non ce lo si aspetta che sia così. La musica è cambiata abbastanza negli ultimi tempi. Come la vedi tu con i vari autotune, con l'intelligenza artificiale, tutte queste cose qua? La musica di oggi riflette un po' quello che è il genere umano. Il genere umano si è disumanizzato e di conseguenza si disumanizza anche la musica. La musica di oggi viene fatta dalle macchine, la nostra vita viene programmata dalle macchine, di umano è rimasto ben poco e non so bene l'umanità dove andrà se prosegue su questa strada. E visto che sei anche vicino ai giovani, vedi la stessa strada anche per i giovani? Ma i giovani poveracci sono in una condizione abbastanza confusionale, perché a differenza di una volta in cui si guardava alle migliori personalità della nostra società, al giorno d'oggi i modelli spesso sono anche negativi, e di conseguenza se un giovane di oggi è più attirato dalla mafia che dal lavoro, un motivo ci deve essere. La colpa probabilmente è nostra, che non sappiamo gestire la società come si dovrebbe gestirla.